L'ondata di maltempo prevista alla fine si è effettivamente abbattuta in Veneto già nella notte. Se a preoccupare di più è stata l'acqua alta a Venezia protetta dal Mose e le violente mareggiate sulle spiagge. In montagna è arrivata la primavera nevicata. Sull'altipiano, sulla Conca, una spolverata fino ai 30 centimetri caduti sopra quota 1500. Precipitazioni intense, a tratti anche a carattere di rovescio, hanno caratterizzato invece la pianura, con pioggia caduta in quantitative medie intorno ai 30 mm. Nessun problema particolare segnalato dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco in allerta per quanto riguarda allagamenti anche localizzati, nemmeno a Torre di Quartesolo che ha patito l'ultima alluvione in provincia. I livelli del Tesina sono sotto controllo. A far scattare le squadre dei pompieri è stato invece il vento di intensità media che ha abbattuto qualche albero pericolante, in città nel quartiere del Villaggio del Sole, in provincia a Grisignano di Zocco, ad Alonte, a Bassano e a Sossano. Non c'è stato nessun coinvolgimento né di persone e neanche ai materiali, quindi nessuna macchina, neanche quelle in transito, sono state toccate. Possiamo solo ringraziare il cielo che sia andata bene così. Un palo della Telecom è caduto a Thiene. Segnalati a macchia di leopardo anche una serie di blackout in diverse abitazioni. Insomma, una situazione in generale sotto controllo che impone un adeguato livello di attenzione. C'è un rischio di attenzione medio e insomma siamo tutti pronti a intervenire qualora le piogge dovessero diventare più pesanti.